La Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Federcalcio ha accolto in parte il ricorso dell'Udinese e ha trasformato la sanzione per i cori razzisti a Maignan da una partita con lo stadio intero chiuso alla chiusura per 2 turni della sola curva nord. La chiusura dello stadio intero era stata decisa dal giudice sportivo e la sanzione di primo grado era stata impugnata poi dall'Udinese. Dunque, per quanto riguarda Udinese-Monza e le altre partite al Friuli, ci sarà soltanto la chiusura, come detto, della curva nord per 2 partite. E ora cambiamo argomento, parliamo di Shoah. Fedriga, bisogna reagire a ipocrisia dell'antisionismo. Il servizio. Governatore Fedriga, oggi in Consiglio regionale e la celebrazione del Giorno della Memoria, lei ha sottolineato fra i vari passaggi un'ipocrisia di fondo che a volte, soprattutto nel mondo occidentale, coinvolge lo Stato ebraico e anche la consapevolezza che si ha di quanto sta passando adesso Israele. Sì, ho voluto sottolineare che intanto non basta ricordare, non basta il Giorno della Memoria, bisogna portare avanti azioni concrete per combattere l'antisemitismo che oggi vediamo sempre più diffuso in Europa. E oggi si nasconde dietro un'altra parola, l'antisionismo. Non ci si può più definire antisemiti perché ovviamente avrebbe una condanna generalizzata, allora si utilizza l'antisionismo per di fatto però perpetrare gli stessi comportamenti, gli stessi atteggiamenti di intolleranza verso il popolo ebraico. Su questo tutta la comunità libera, occidentale, democratica deve ribellarsi, esattamente come deve ribellarsi a quanto è avvenuto il 7 ottobre in Israele, con attacchi terroristici di Hamas, un'organizzazione terroristica che purtroppo abbiamo visto dei membri che facevano parte di un'agenzia delle Nazioni Unite. Altro fatto inaccettabile, perché nessuno si è accorto di nulla, non bastano le dichiarazioni del segretario generale delle Nazioni Unite dire sono inorridito, bisogna agire e trovare delle responsabilità, perché è inaccettabile che fondi delle comunità occidentali siano finite nelle tasche e a pagare stipendi a dei terroristi. Fondi europei, l'intervento di Barbara Zilli che ci spiega che la Corte dei Conti attesta virtuosa il Friuli Venezia Giulia per l'utilizzo delle risorse. Allora agevoliamo la video dichiarazione dell'assessore al bilancio. L'esame da parte del Consiglio regionale del referto della Corte dei Conti sui fondi europei conferma la bontà dell'azione amministrativa che abbiamo intrapreso in questi anni, conferma ancora una volta i risultati eccellenti che mettono Regione Friuli Venezia Giulia sul podio per appunto l'impiego dei fondi comunitari. Siamo soddisfatti perché il metodo che è stato adottato e rafforzato ulteriormente dalla competenza dei nostri funzionari ci ha dato questi risultati sui quali continuiamo ad investire per dare delle risposte in termini di investimento sia materiale che immateriale efficienti al nostro territorio. Il comune di Monfalcone vara il nuovo piano delle concessioni demaniali per affidare 4 lotti sulla spiaggia di Marina Iulia. Continuare l'opera di riqualificazione, rendere il litorale di Marina Iulia fruibile 365 giorni l'anno e tutelare i piccoli imprenditori per evitare la monopolizzazione da parte di grandi realtà imprenditoriali. Sono questi i principali obiettivi del piano di riordino delle concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa e varata dalla Giunta Comunale in prospettiva dell'apertura dei bandi in programma per la prossima settimana per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime di 4 aree su 6 totali, la cui attuale concessione è in scadenza il 30 settembre 2024. L'intenzione dell'amministrazione targata Cisinte è quella di riqualificare le strutture esistenti, dotandole di nuovi servizi per attrarre visitatori anche al di fuori della stagione balneare, incentivando la progettazione organica e unitaria dei tratti di litorale in armonia con la sistemazione urbanistica degli ambienti limitrofi.